Interruzioni, deviazioni, una tela di Penelope per gli automobilisti e raddoppio della 640. Da oggi nuove chiusure, si cambia ancora, nuovi percorsi alternativi da stamattina alle 7 e sino a lunedì prossimo. Ad essere interrotto questa volta in entrambe le direzioni il tratto agrigentino che va dalla stazione di servizio Erg fino allo svincolo per Aragona Caldare. Un provvedimento necessario, comunica l'ANAS, per consentire l'ultimazione dell'innesto tra la nuova sede stradale e il tracciato preesistente, alla rotatoria San Pietro, ovvero quella che venendo da Canicattì verso Agrigento immette sulla via Papaluciani. Da stamattina una vera e propria odissea per gli automobilisti, specialmente per gli abitanti della zona nord della città e per chi dovrà raggiungere l'ospedale San Giovanni di Dio. In grosse difficoltà anche chi deve mettersi sull'Agrigento-Palermo per gli abitanti dei paesi come Favara, Aragone e Porto Empedocle. E ad essere messa alla prova non è solo la pazienza dei cittadini, ma anche il livello di accoglienza che la città dei Templi è in grado di garantire ai turisti, soprattutto adesso che è alle prese con l'avvio del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, che fa da apripista alla festa del mandorlo in fiore. Al carico dei disagi si aggiunge dunque quello delle lamentele. Sono i consiglieri comunali di Forza Italia Iacolino e Falzone a chiedere l'intervento del sindaco Firetto. In una nota stampa chiedono al primo cittadino di farsi carico di rendere la città accogliente, attrattiva, accessibile e fruibile.